È risaputo che il bilinguismo è associato a notevoli vantaggi, benefici che riguardano l'ambito naturalmente culturale, l'ambito professionale, ma la ricerca scientifica ha mostrato anche come questi vantaggi siano propriamente cognitivi e metalinguistici, riguardano cioè la capacità di riflettere in modo esplicito, di estrarre più efficacemente pattern, regolarità da ciascuna delle lingue parlate. Meno noti sono invece gli effetti e l'influenza del bilinguismo nell'ambito dello sviluppo linguistico atipico. Faccio riferimento in particolare a bambini con disturbo primario del linguaggio, a bambini con dislessia evolutiva, che è un disturbo della lettura, un disturbo dell'apprendimento. Scopo della nostra ricerca è stata quella di indagare nello specifico l'interazione fra la dimensione del bilinguismo e della dislessia, e per fare questo con un gruppo di ricercatori afferente al laboratorio LaTeX dell'Università di Verona abbiamo sottoposto un articolato protocollo sperimentale mirato a indagare il profilo linguistico e cognitivo di 4 popolazioni, di 4 gruppi di bambini, popolazioni infantili, con e senza diagnosi di dislessia, monolingui e bilingui con italiano come lingua seconda. Oggi vi parlerò in particolare dei risultati di un esperimento che in cui abbiamo testato questi bambini nelle loro abilità di formazione di parola complessa, in particolare della pluralizzazione di parole inventate. Questo esperimento è noto nella letteratura scientifica come WOG test, è un test ad esempio di flessione di parole come WOG, che in inglese è una parola appunto inventata, non esistente ma possibile. Lo abbiamo adattato all'italiano, alla morfologia, alla fonologia dell'italiano, utilizzando parole come ad esempio muva, lompo, lone, parole cioè possibili ma che il bambino evidentemente non può avere mai sentito prima. In questo modo siamo certi che il bambino non stia semplicemente ripetendo una forma plurale che ha già memorizzato, ma si tratta effettivamente di una abilità di applicare regole a parole nuove. Vi mostro allora come funziona l'esperimento. Al bambino viene mostrato l'immagine di un animale fittizio o di ad esempio un oggetto fittizio, viene denominato, vedi questo è ad esempio un lompo, vedi qui ce ne sono più di uno, ce ne sono due, ci sono due e il bambino dovrà completare la frase con la parola flessa. I risultati della ricerca sono stati interessanti e chiari, in parte in linea con la letteratura scientifica su questi temi. In particolare per ciò che concerne la dislessia abbiamo trovato una compromissione del profilo linguistico, della abilità morfologica di questi bambini. I bambini monolingui con dislessia evolutiva sono stati quelli che hanno avuto la performance peggiore in questo tipo di task di pluralizzazione di parole inventate, e questo è in linea con la letteratura, così come in linea con la letteratura è il risultato del vantaggio del bilinguismo in questo tipo di task di consapevolezza morfologica. I bambini bilingui infatti hanno fatto decisamente meglio rispetto ai monolingui nella pluralizzazione di parole inventate, e questo è un segno della loro capacità di applicare meglio le regole morfologiche alle parole nuove, quindi una maggiore sensibilità e consapevolezza metalinguistica. Come dicevo, meno indagato è l'ambito dell'interazione fra invece bilinguismo e dislessia, e in questo caso abbiamo trovato in modo molto interessante, crediamo, un vantaggio del bilinguismo che non è solo limitato allo sviluppo linguistico tipico, ma che crucialmente si estende anche alla dislessia evolutiva. Infatti i bambini bilingui con diagnosi di dislessia evolutiva hanno fatto meglio in questo task rispetto non solo ai monolingui con dislessia evolutiva, ma anche ai monolingui con sviluppo linguistico tipico. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante la pandemia.